Allora, come mi curo? Quest'oggi è la volta della radiologia, vediamo la scheda e l'intervista preparate da Elisa Billato. Fin dalla loro scoperta, avvenuta circa un secolo fa, i raggi X hanno trovato sempre più vaste applicazioni in medicina, sia a scopo diagnostico, quando si utilizzano per fotografare le strutture interne del nostro organismo, sia a scopo terapeutico. La radioterapia consiste nell'uso di radiazioni ad alta energia per distruggere le cellule tumorali, cercando al tempo stesso di preservare il più possibile le cellule sane. C'è la radioterapia a fasci esterni, detta anche transcutanea, che consiste nell'irradiare la zona interessata dall'esterno. La brachiterapia, che significa letteralmente terapia da vicino. La radioterapia intraoperatoria, in cui una singola alta dose di radiazioni è somministrata nel corso dell'intervento chirurgico. E la terapia radiometabolica, che consiste nell'utilizzo a scopo terapeutico di radiofarmaci metabolizzati dall'organismo. L'alta energia utilizzata, notevolmente più elevata rispetto a quella che si usa in diagnostica, porta alla morte delle cellule tumorali presenti nell'area irradiata, impedendone così la fase di crescita e di moltiplicazione. Il percorso del paziente radioterapico è decisamente complesso, e cioè dalla prima visita, che comunque è una visita che programma poi il trattamento, si evince la personalizzazione del trattamento stesso, e quindi bisogna mettere in cantiere la sede del tumore, il tipo di tumore, la persona, le condizioni fisiche che ha, per poi scegliere il dosaggio e la tecnica migliore. Fatta questa decisione si va a acquisire le immagini, che sono le immagini che poi servono per definire il volume bersaglio. Nel frattempo le immagini elaborate vengono contornate dal medico, dove si evidenzia appunto il volume bersaglio e gli organi sani da rispettare. Il tutto viene rielaborato per un piano di cura, dove il medico sceglie il trattamento più idoneo e quindi comincia la serie di trattamenti, che sono frazionati. Può essere che un paziente stia anche 6 settimane in trattamento, ma durante questo trattamento non è che viene abbandonato, anzi viene controllato addirittura in alcune tecniche giornalmente, e quindi c'è un impegno ulteriore del medico e del tecnico al controllo di qualità. Noi, tra consulenze, prime visite e varie discussioni multidisciplinari, gestiamo sui 3.000 pazienti l'anno, dei quali l'80% fa la radioterapia, quindi un 2.500 pazienti tra radioterapia esterna e metabolica. La nostra radioterapia, la radioterapia dello IOV, oltre alla radioterapia esterna che ritroviamo anche in altre sedi, ha grosso modo 3 eccellenze. La prima è quella di una radioterapia dedicata ai bambini, quindi l'oncologia pediatrica. La brachiterapia, che è una tecnica radiante che utilizza poi dei vettori, per cui può essere fatta all'interno di cavità o all'interno addirittura di tessuti. Quindi il trattamento è proprio mirato e loco-regionale. La terza eccellenza, direi, è la radioterapia metabolica, e cioè il trattamento specialmente di tumori tiroidei con radioisotopi dati per via per bocca oppure iniettati, e quindi un trattamento personalizzato in questo senso.